Allora, buongiorno a tutti e a tutti. Un ringraziamento a titolo personale, ma anche dei colleghi che hanno collaborato per questo contributo, il dirigente Domenico Dalmas dell'ISIS Città della Vittoria ed Emanuela Darè del Liceo Flaminio, all'amministrazione comunale nella persona del sindaco e al dottor Maset che ha redatto questo libro che credo possa essere veramente uno spunto di riflessione per il nostro territorio, perché hanno dimostrato tangibilmente un esempio proprio di rapporto fra scuola e territorio, perché non esiste rapporto se prima non c'è un ascolto, non c'è un dialogo fra le parti. Formare i protagonisti di domani è il tema che ci è stato affidato, il fil rouge delle slide che cercherò di esporvi vuole significare quelle che sono le dinamiche di insegnamento-apprendimento, ma anche quelli che sono gli input che giungono al mondo della scuola e gli output che la scuola può dare. Allora, abbiamo dei vincoli o abbiamo delle opportunità, noi scuola? Ci troviamo di fronte a un mondo del lavoro in profonda trasformazione, sappiamo che c'è un disallineamento fra le competenze in uscita dalla scuola e dall'università e quelle richieste dal mercato del lavoro, disallineamento già citato negli anni 70. È presente un fenomeno di dispersione scolastica, sappiamo che le risorse destinate alla scuola sono scarse, c'è necessità, c'è bisogno di formazione, bisogna incidere sull'orientamento scolastico professionale, perché un orientamento scolastico professionale è sbagliato proprio per il disallineamento temporale fra la richiesta del mercato del lavoro e l'inserimento nel mondo della scuola può portare a una dispersione scolastica molto elevata, ma anche a una dispersione nel mondo del lavoro, può portare a un forte tasso di inoccupazione o disoccupazione. E poi noi abbiamo un sistema territorio con il quale dobbiamo collaborare. Dicevo, un mondo di lavoro in profonda trasformazione. Mi piace leggervi una frase tratta dalla comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo del 2017 in un volume intitolato Sviluppo scolastico ed eccellenza nell'insegnamento per iniziare la vita nel modo giusto. Lì si dice: oggi è più importante che mai che le persone, non gli studenti, le persone possiedano spirito imprenditoriale, sappiano gestire informazioni complesse, pensino in maniera autonoma e creativa, utilizzino le risorse, comprese quelle digitali, in modo intelligente e siano in grado di comunicare efficacemente. Butera, professore emerito dell'Università Bicocca di Milano e della Sapienza di Roma, in una sua Lexio Magistralis sul lavoro dice che abbiamo una nuova idea del lavoro, non più un lavoro tayloristico, basato sul coordinamento, sulla frammentazione, in mansioni anche specialistiche, però ci troviamo di fronte a una nuova frammentazione del lavoro, quella della job economy, quella del lavoro on demand, anche altamente specialistico. Assistiamo quindi a dei lavori di tipo provvisorio e quindi bisogna cambiare anche prospettiva nella lettura del lavoro, che non deve essere più dato da una somma di compiti e di mansioni, ma deve rientrare nell'ambito di un sistema orientato ai risultati, dove le tecnologie rendono i lavoratori aumentati, ma dove è necessario dare soprattutto valore economico-sociale a ciò che le attività umane danno e non rendono sostituibili con le macchine, cioè il saper porre domande, il saper risolvere i conflitti, il saper risolvere quella che è la complessità. Quindi dobbiamo arrivare ad un lavoro che suscita impegno, dice Butera, passione, che includa il workplace within, cioè il lavoro che c'è dentro di noi e che fa perno sulle nostre potenzialità e sulle nostre aspirazioni, che può avere dei confini mobili, ma che devono essere sicuramente dei confini di qualità. E quindi conclude: il sistema educativo
oltre alle competenze tecniche può e deve preparare le persone a potenziare le competenze relazionali quali valori, le soft skill, lavoro di squadra, pensiero indipendente, cura degli altri. Tema della dispersione scolastica, dati 2018, 3.500 studenti, il 7% degli studenti che non hanno concluso il percorso di 10 anni della scuola dell'obbligo. È un target inferiore a quello europeo, che è del 10, ma rileva comunque un sistema educativo con delle fragilità e con delle problematiche individuali e familiari. Come porre argini alla dispersione? Lo dice il nostro assessore Elena Donazzan. Un'offerta formativa diversificata, un buon orientamento sono il migliore intervento per contrastare il rischio di dispersione scolastica, ma serve anche un attento monitoraggio della popolazione scolastica e quello che mi colpisce positivamente in questa intervista, una rete efficiente, tempestiva di operatori, ma anche di agenzie presenti nel territorio. Quindi qual è il compito della scuola? In primis, uscire dall'autoreferenzialità didattica, ritracciare il modo di fare scuola, porre al centro non le conoscenze delle singole discipline che si trasmettono attraverso le lezioni frontali, ma la capacità di stimolare e formare ad essere autonomi, a riconoscere e risolvere i problemi, analizzandoli e trovando possibili soluzioni. Quindi si deve passare a una triangolazione diversa rispetto a quella che abbiamo osservato fino adesso. Cioè la scuola non può essere per i giovani il ponte verso il mondo del lavoro. Il fulcro, la nostra attenzione, devono essere i giovani in contatto, possibilmente parallelamente con la scuola e il mondo del lavoro, e ciò che crea unione fra scuola e lavoro sono i nuovi ambienti di apprendimento che si devono creare. Il 28 di marzo in questo teatro ci sarà l'evento finale di un progetto regionale, Scuola In, dove grazie a dei finanziamenti europei la Regione Veneto ha permesso a molti enti di formazione, a molte scuole, di introdurre metodologie innovative nell'ambito scolastico, formando i docenti che poi sono diventati coach dei loro studenti. Mi preme molto farvi osservare come le competenze chiave che ci vengono suggerite dalle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea dal 2006 al 2018 siano cambiate. La prima, comunicare nella madrelingua, è diventata competenza alfabetica funzionale, ovvero sia comprendo, analizzo, sintetizzo e riesco a comunicare in funzione del messaggio comunicativo che io devo dare. Mi soffermo su un'altra. L'imparare a imparare è diventata competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. Quindi l'essere persona e l'essere persona nel sociale e le relazioni con gli altri sono a fondamento della capacità di riuscire a imparare sempre. Ma come vengono lette le dinamiche di insegnamento e apprendimento? Vediamolo in una, carrellata durante gli anni. Nel 66 Coleman diceva che la qualità dell'apprendimento dipende dai fattori non scolastici. Poi ci sono i fattori scolastici, quindi l'ineguaglianza sociale, la povertà, un'istruzione differenziata generano un apprendimento inadeguato. Questo paradigma cambia negli anni '80 e si dice che l'istruzione di qualità genera apprendimento di qualità e i fattori scolastici diventano predominanti. La leadership, ci sono tante strategie di leadership, quindi il dirigente scolastico in una scuola fa la differenza, il personale docente formato fa la differenza e lo fanno anche le risorse che vengono date alle scuole. 2002, dirigere la scuola comunità che apprende di Sergio Vanni, fa un decalogo delle scuole efficaci, sono centrate sugli studenti, offrono ricchi programmi scolastici, offrono una forma di istruzione che facilita l'apprendimento attivo,
hanno un clima scolastico positivo, promuovono l'interazione collegiale, promuovono un'estensiva formazione del personale, praticano una leadership condivisa, promuovono il processo di soluzione dei problemi, coinvolgono genitori e comunità sociale, gestiscono opportunamente le risorse. Ma per riuscire a coinvolgere i genitori e la comunità sociale dovremmo fare una riflessione sulle relazioni. La famiglia non è più la famiglia degli anni '80, non è più il macro ingranaggio al quale la scuola faceva riferimento. È una famiglia che è in crisi, che è disgregata. Come viene vista la scuola oggi dalla famiglia? Molto spesso come un'agenzia di servizi. Abbiamo tantissimi genitori che frequentano le riunioni nella scuola primaria, diminuiscono nella scuola secondaria di primo grado, la scuola media, diventano quasi assenti nella scuola superiore. I media come vedono la scuola? La scuola viene ridicolizzata, pensiamo alle varie sceneggiature che vengono trasmesse alla televisione, pensiamo al rilievo che viene dato solo alle cose che non funzionano, bambini maltrattati dai docenti, ragazzi bulli, scuole che vengono devastate, scuole che crollano. Questa è l'immagine che noi abbiamo. E la società? Il ruolo del docente è un ruolo forse riconosciuto? Sicuramente il riconoscimento economico che viene fatto al docente non aiuta nel riconoscimento del suo ruolo sociale. E dal mondo produttivo? Qui io porrei una domanda. La scuola c'è per il mondo produttivo? Ci sarà per il mondo produttivo? Quindi quale valore alla scuola? Cosa viene chiesto alla scuola? Investimenti, lo sappiamo, 4% del PIL. Siamo molto indietro rispetto agli investimenti in altri paesi come la Danimarca, come il Belgio, ma negli anni 90 era il 5,5% del PIL qui in Italia. E quindi la rendicontazione sociale che il Ministero imporrà a tutte le scuole dall'anno scolastico prossimo sarà un'ottima finestra per comprendere come per esempio nel mio istituto 2/3 del bilancio e quindi i 2/3 delle attività che si fanno, dipende dal contributo volontario dei genitori che non è esigibile in quanto volontario. Però la scuola ha il compito di educare, educazione all'affettività, educazione alla sessualità, educazione alla salute, alla cittadinanza attiva, all'utilizzo della rete, prevenzione al consumo dell'alcol, prevenzione al consumo delle droghe, prevenzione al bullismo, cyberbullismo, prevenzione contro il gioco d'azzardo in un mondo immersivo dove la pubblicità ci martella perché si possa giocare al gioco d'azzardo. Ma nonostante questo, il compito della scuola permane quello di formare bravi studenti, bravi cittadini, bravi lavoratori. Quindi la scuola deve diventare esperienza relazionale, educativa e formativa, non può più solo istruire, deve essere costruttiva, ricca di stimoli, ma anche di regole chiare. Un'ulteriore caratteristica che in questo periodo noi stiamo affrontando è quella di concepire la scuola e la società come una società multietnica e multiculturale, con percentuali molto alte di alunni stranieri nella scuola primaria anche non alfabetizzati e che restano molto alte soprattutto negli istituti di tipo professionale. Quindi governare e gestire l'integrazione diventano obiettivi importanti quanto i risultati di apprendimento. Però è ineludibile che noi dobbiamo accompagnare i nostri studenti ad affrontare la complessità affinché si possa giungere a un effettivo lifelong learning anche per le persone più fragili per arrivare alle competenze del XXI secolo. Il Forum Economico Mondiale individua 16 competenze distinte in 3 categorie, quelle che sono le literacy, le abilità di base, quelle che sono le competenze trasversali e quelle che sono le qualità caratteriali, direi disposizionali delle persone, ma è sulle competenze trasversali
che si giocano quelle che vengono definite le 4C dell'apprendimento, cioè il riuscire a incrementare il pensiero critico, la creatività, la comunicazione, la collaborazione. Quindi passiamo da una piramide che abbiamo visto prima a questo areogramma che sintetizza il processo di sviluppo e di integrazione fra le hard e le soft skill. 2017. Vediamo che le hard skill superficialistiche rappresentano sì il cuore, ma il loro reale è molto piccolo. Attorno a loro ci sono le competenze hard skill generiche, che sono quelle che danno flessibilità, d'utilità, ma la cosa più importante sono le competenze generali e personali e il focus che deve essere dato al verificare che i ragazzi siano capaci di agire autonomamente con senso critico, responsabilità verso se stessi, verso gli altri e verso l'ambiente. Quindi, compito affidato alla scuola è proprio mobilitare queste competenze negli allievi. Ma questo necessita di un forte lavoro condiviso, di un forte rivedere le proprie pratiche didattiche, di una progettazione condivisa che non c'è in tutte le scuole, che inizia, alla quale tutti i dirigenti scolastici mirano, ma la collegialità dei docenti va sostenuta, perché ogni cambiamento culturale e metodologico va sostenuto. Quindi è necessario prevedere delle risorse per i docenti, una formazione obbligatoria e strutturale per tutti, dirigenti e docenti, e un raccordo con il mondo del lavoro, anche per gli stessi docenti. Noi spesso assistiamo, perlomeno questo è verissimo nel mio istituto, a docenti che sono contemporaneamente docenti e liberi professionisti. Il plus valore che loro portano nella scuola è incredibile. È incredibile. Quindi dobbiamo modificare gli ambienti di apprendimento dal punto di vista metodologico, ma anche attraverso investimenti tecnologici e strutturali. Per esempio la fibra ottica è ineludibile per le comunicazioni nel XXI secolo, però il costo che ha la scuola è pari a quello che ha l'azienda, solo che la scuola non ha nessun provente per poter avere la fibra ottica o averla con una banda che sia sufficiente. I laboratori. Allora, io ho un figlio molto bravo, dove lo iscrivo? Ad un liceo. Perché lo iscrivo ad un liceo? Perché presumo che mio figlio poi frequenterà l'università. Perché spesso non lo scrivo in un istituto tecnico? Perché quell'istituto tecnico dovrebbe poter dare a mio figlio il meglio delle tecnologie. E come può dare il meglio delle tecnologie se non c'è un investimento a livello laboratoriale? Noi però siamo fortunatissimi perché siamo in un contesto, quello che è stato descritto, molto ricco per il patrimonio artistico-culturale, molto ricco per le produzioni agroalimentari, per le filiere che noi possiamo leggere nel nostro territorio, per le aziende agrituristiche, per le industrie e le attrezzature della nostra Inox Valley, che diciamo si triangola tra Vittorio, Conegliano e possiamo ampliare fino al Pordenonese, ma siamo ricchi anche per le esperienze di cooperazione in diversi settori, produttivi, sociale, del credito per l'economia, perché questi manifestano una prospettiva sociale che rende gli individui non solo partecipi, ma protagonisti e artefici del destino delle imprese dove lavorano. Abbiamo un settore turistico che è in espansione, che va riorganizzato, quindi la scuola deve essere intesa quale laboratorio territoriale diffuso se vogliamo formare i nostri giovani per il futuro, creare degli ecosistemi formativi dove il flusso di risorse e di saperi e di competenze generi formazione, generi ricerca e generi sviluppo, creare una rete con i consorzi, l'industria e l'università, le cooperative sociali, coprogettare le esperienze di alternanza scuola-lavoro. Le medie e le grandi aziende hanno personale dedicato, le piccole, le aziende monofamiliari non ce l'hanno. Coprogettare azioni di sistema dove la scuola non sia satellite ma partner
Io faccio il progetto, poi chiamo la scuola perché a latere c'è un concorso. Molto spesso noi assistiamo a queste tipologie di chiamata della scuola. Intendere la scuola anche come un soggetto economico, perché la scuola produce valore. Il primo valore che produce è il capitale umano, che sarà il futuro del nostro territorio. Quindi è necessario rappresentare una modalità organizzativa concertata che nella condivisione di risorse pubbliche e private miri alla realizzazione di un'integrazione fra il sistema educativo e produttivo, tale da poter innalzare quelle che sono le soft skill, ma anche le competenze specialistiche e di base e la crescita di questo capitale umano e sociale con le esigenze che vengono espresse dai sistemi produttivi locali. Reinventare la scuola e l'università combinando tecnica e umanesimo. Pensare a una formazione continua di alta qualità per tutti, creare professionisti dell'orientamento scolastico professionale. Non è più accettabile vedere che i bravi vengono indirizzati al liceo, quelli leggermente meno bravi agli istituti tecnici, quelle forse meno bravi ancora agli istituti professionali. Perché noi abbiamo istituti professionali di eccellenza, istituti tecnici di eccellenza e licei di eccellenza. Quindi dobbiamo creare un ecosistema scuola e territorio e per far questo bisogna dialogare, bisogna conoscersi, bisogna parlare. Questo potrà favorire l'aggiornamento del personale, potrà anche incentivare lo scambio generazionale, perché se i ragazzi conoscono le nuove tecnologie che in questo momento l'industria offre, potranno essere testimoni del loro buon utilizzo. Quindi si potrà favorire anche la diffusione della cultura della qualità totale, della sicurezza nell'ambito del lavoro, della certificazione di processo e di prodotto. Scuola, nel territorio, integrazione, vuol dire polo di scambio di flussi di tecnologia e di interessi per generare valore e occupabilità nei differenti settori, per favorire l'inclusione sociale anche delle persone più svantaggiate. E bisogna cambiare paradigma anche qui. La scuola, tramite l'alternanza scuola del lavoro, è entrata in azienda, ora l'azienda deve entrare nella scuola, fa paura. C'è una forte resistenza anche dal mondo accademico, da parte dei docenti, perché l'azienda non può comandare nella scuola. Ma se i saperi dell'azienda e le competenze dell'azienda non entrano nella scuola, se non ci si aggiorna, se non si collabora, si costruisce assieme, si resta indietro. Nel nostro territorio ci sono già delle buone prassi. Per esempio, una delle competenze che cerchiamo di sviluppare nel nostro istituto, quale la competenza imprenditoriale, la sviluppiamo con un progetto che ormai abbiamo a regime da 4-5 anni. I ragazzi di classe quinta fanno, lo chiamiamo project work, in realtà applicano delle metodologie e tramite l'analisi del business plan progettano tutti un'attività nell'ambito dell'enogastronomia, della ristorazione e dell'accoglienza turistica. Abbiamo poi avviato un'esperienza proprio lanciata l'altro giorno, è l'apertura di un laboratorio artigianale territoriale, Feeling Food, una finestra che vuole essere aperta al territorio, vede la costruzione di una smart kitchen con un corner dedicato ad accogliere le nuove tecnologie dell'industria della nostra Inox Valley, in maniera tale che i ragazzi si approccino alle nuove tecnologie, si aggiorni il personale, ma si possa anche aprire la scuola a dei corsi di formazione e di riconversione occupazionale per quelli che sono gli inoccupati. Un'altra bellissima testimonianza, non so se il collega che vedo in sala vuole presentarla, vado avanti io, vieni tu? Vieni che la presenti con più cuore perché i progetti che si creano e che si amano si conoscono e si progettano meglio. Io lancio solo il titolo intanto che il collega dal MAS scende ed è Campus Game, è un'esperienza che vede l'ISIS Città della Vittoria con l'Ipsia quale scuola pilota in una network nazionale di scuole.
sarò brevissimo. Allora, noi siamo partiti da un concorso nazionale di elettronica che avevamo vinto tramite un ragazzo Ellipsia, e dopo abbiamo cominciato a parlare con l'azienda e da qui è nata un'idea. In pratica l'azienda ha delle necessità che sono quelle di far conoscere le proprie tecnologie e fidelizzare gli installatori. Kame è un grosso player internazionale, diciamo, e ha anche il problema del ricambio generazionale. E quindi abbiamo deciso così. Loro ci hanno offerto delle attrezzature innovative da mettere nei nostri laboratori, incomodato d'uso gratuito, quindi noi non paghiamo niente, non abbiamo tecnici che devono manutenere queste attrezzature, perché la manutenzione e il ricambio dei software e delle attrezzature ce lo garantisce l'azienda e lo fa annualmente o biennalmente a seconda. L'azienda ci garantisce la formazione dei docenti, una formazione che può essere fatta online o in presenza, e quindi abbiamo una formazione tecnologica. Per noi polo tecnico professionale deve essere continuamente legata alle innovazioni. E noi cosa facciamo? Noi facciamo rifluire queste conoscenze e queste competenze in un modulo. Si tratta della domotica, quindi è un aspetto particolare, un modulo che quindi che è già dentro diciamo così il programma, quello che era il programma che si diceva una volta, e questo modulo viene condotto su questi strumenti, su questi software, su queste conoscenze. Alla fine del modulo la valutazione scolastica viene recepita dall'azienda e i migliori trovano alternanza scuola-lavoro in sede centrale oppure presso la rete territoriale. Parliamo di installatori di sistemi domotici. Questo a noi risolve 3 problemi. Risolve il problema del collegamento con l'innovazione continua, risolve il problema del costo delle attrezzature, risolve il problema del personale tecnico che ci è tagliato dalla evoluzione, diciamo così, dei tempi, e mi fermo qua. Questa è una delle iniziative, ce ne sono anche altre, perché siamo anche prima scuola digitale del Veneto, andiamo alla finale nazionale, ma insomma, ecco, questo era il focus: collegamento con l'innovazione continua e formazione continua del personale e riduzione massima dei costi. Grazie. Siamo molto fortunati in Vittorio Veneto, perché lo dico veramente con il cuore, abbiamo delle scuole di eccellenza e lo sono tali per il corpo docente che lavora in queste scuole, che è un corpo docente preparato e anche flessibile alle innovazioni e a questi cambiamenti che dal punto di vista metodologico non sono facili da affrontare. Un'altra esperienza significativa di apertura al territorio è quella che ha fatto attraverso il progetto di alternanza scuola-lavoro il Liceo Flaminio. Questo è un progetto che è nato in collaborazione con il Comune e in modo particolare ha riguardato il lavoro degli studenti per rendere più fruibili alcuni materiali e alcuni percorsi alla cittadinanza all'interno del Museo della Battaglia. I ragazzi hanno studiato, definito alcuni percorsi, costruito delle guide in lingua italiana e anche in lingua straniera che sono adesso fruibili all'interno del museo. La rete è la chiave di tutto il sistema.
Quindi tessere relazioni vuol dire ascoltarsi, vuol dire conoscersi, ma la rete è quella che permetterà di creare una nuova filiera formativa integrata nel territorio, con gli enti di formazione, con gli FTS, gli ITS, le università. Una rete aperta alla creazione di nuovi contenuti nella didattica, alla valorizzazione delle competenze e dello sviluppo professionale, all'integrazione di nuovi strumenti tecnologici che trasformino i metodi attuali di insegnamento a favore del coinvolgimento diretto degli alunni nell'apprendimento. Non abbiamo raggiunto il traguardo, è un grande obiettivo ed è una grande sfida per la scuola e anche per il mondo produttivo e la città di Vittorio Veneto. Io credo che sia bello ricordare questa frase di Henry Ford: il meglio che possiamo fare è cogliere le opportunità. Abbiamo visto tante difficoltà, ma dietro ogni difficoltà ci può essere un'opportunità. Calcolare i rischi connessi, stimare le nostre abilità di gestirli e fare i nostri progetti con fiducia. Grazie ancora.